Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo qui oggi a parlare della battaglia di Caporetto. Devo dire che mi fa un po' effetto parlare di Caporetto in questa terra dove è arrivata l'onda lunga della disfatta di Caporetto, l'invasione si è fermata qui, come sapete benissimo. Questa terra dove l'anno prossimo si celebrerà la vittoria della battaglia del solstizio, forse l'unica vittoria della Prima Guerra Mondiale di cui possiamo davvero andare orgogliosi senza se e senza ma, perché lì si trattava di combattere un esercito nemico straniero che aveva già invaso un pezzo del paese e che se avesse vinto sul Piave nel 18 avrebbe continuato a invaderne un altro pezzo. Quella è una vittoria di cui si può stare, come dire, di cui si può essere orgogliosi, più forse che non quella di Vittorio Veneto, quando noi alla fine della guerra abbiamo attaccato un esercito austriaco in sfacelo, i cui uomini volevano solo tornare a casa e credevano che la guerra ormai fosse finita. Ha detto un intellettuale italiano controverso del Novecento, Giuseppe Prezzolini, che in fondo per l'Italia Caporetto è stata una vittoria e Vittorio Veneto una sconfitta. Perché un paese cresce quando subisce una batosta ed è capace di chiedersi perché, cos'è successo, quali sono i motivi, è capace di migliorare in seguito a una sconfitta. Mentre invece quando un paese vince, magari troppo facilmente alla fine, e si gonfia di presunzione per aver vinto, diceva Prezzolini, come è successo all'Italia dopo Vittorio Veneto, allora quella non è una cosa che fa bene a un paese. Ecco, è per questo che noi parliamo di Caporetto. Naturalmente ne parliamo perché siamo intorno all'anniversario e tutta Italia ne sta parlando, ma è una sconfitta da cui ci sono così tante cose da imparare che varrà la pena anche in futuro di continuare a ricordarcene. Che cos'è Caporetto? Facciamo il riassunto della situazione. Siamo tra il settembre e l'ottobre del 1917. L'Italia è entrata in guerra da 2 anni e mezzo. È entrata in guerra il 24 maggio del 15 dichiarando guerra all'impero austriaco che era già in guerra da quasi un anno. Noi abbiamo sempre chiamato questa guerra la guerra 15-18. Tutta l'Europa naturalmente la chiama la guerra 14-18. A parte che tutti in tutti i paesi la chiamiamo la grande guerra, ancora adesso, nonostante ci sia stata la seconda. Allora, noi abbiamo dichiarato guerra all'Austria-Ungheria che era già in guerra contro la Russia, contro la Serbia e che in quel primo anno di guerra si era dissanguata spaventosamente. Aveva subito sconfitte catastrofiche, aveva perduto quasi 1 milione di uomini. Ecco perché noi possiamo entrare in guerra contro l'Austria-Ungheria nel maggio del 15 convinti di essere più forti. Lo siamo in quel momento. L'Italia come paese non sarebbe più forte dell'impero austriaco, anzi, ma in quel momento siamo più forti. Ed ecco perché la guerra, quasi tutta la guerra, vede noi all'attacco. In guerra c'è sempre uno che è più forte e uno che è più debole. È solo nelle partite a scacchi che si gioca a forze uguali. In guerra c'è sempre uno più forte che attacca, che vuole invadere, che vuole conquistare. E quelli eravamo noi. Nei primi giorni di guerra dappertutto i nostri hanno passato la frontiera e in qualche caso andando a liberare, come dicevano loro e come pensavano molti, villaggi di lingua italiana. In altri casi andando a liberare villaggi sloveni che di essere liberati dai nostri non avevano nessuna voglia. Già il 24 maggio i nostri soldati entrano in un paesino sloveno che quasi nessuno conosce allora, un paesino sloveno allora come oggi, che allora come oggi si chiama Kobarid, ma che i nostri chiamano Caporetto, e dove fra l'altro sotto l'occupazione militare italiana viene subito istituita una scuola italiana per insegnare ai piccoli sloveni a diventare bravi italiani. I nostri vanno avanti e poi si scontrano con le linee difensive apprestate dagli austriaci e lì ci fermiamo. Sull'Isonzo dappertutto ci fermiamo. Ma noi siamo i più forti e quindi attacchiamo. Per quasi tutti quei 2 anni e mezzo di guerra, Cadorna, capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, manda i nostri all'attacco, con l'illusione all'inizio di sfondare rapidamente, andare a Trieste, andare a Lubiana, andare a Vienna. Poi le ambizioni si riducono rapidamente. Prendere quella cima, prendere quella quota, quella collina. 11 volte i nostri hanno attaccato sull'Isonzo. Qualche volta sono stati fermati di netto
qualche volta hanno fatto qualche progresso, una volta hanno preso Gorizia. 11 battaglie dell'Isonzo con gli italiani all'attacco. Fino ad allora una sola volta gli austriaci avevano provato a contrattaccare. È la Strafexpedition, la spedizione punitiva del 1916 in Trentino e sull'altipiano d'Asiago, quando per un momento i nostri sono così, come dire, se l'aspettano talmente poco di essere attaccati, quando siamo noi che siamo i più forti e attacchiamo, che quasi ce la fanno gli austriaci, quasi arrivano a Vicenza, poi vengono fermati sul bordo delle montagne. E poi noi ricominciamo a attaccare. Nell'estate del 1917, ad agosto, viene scatenata l'11ª offensiva sull'Isonzo. E va bene, si avanza sull'altipiano della Bainsizza, 8-10 chilometri di terreno conquistato, che è molto per le battaglie della Prima Guerra Mondiale. E lì gli austriaci si spaventano. L'esercito austriaco da 2 anni e mezzo difende i suoi confini con una tenacia straordinaria. È l'esercito di un paese semi-arretrato, come noi. Assomigliamo molto, l'Italia e l'Austria-Ungheria si assomigliano molto in quell'epoca. Sono 2 grandi paesi contadini, con delle eccellenze industriali, Torino, Milano, Genova, Vienna, Praga, certo, con una grande cultura, ma con un entroterra contadino, povero, arretrato. E gli eserciti italiano e austriaco si rispecchiano, sono tutti e 2 gli eserciti di paesi così contraddittori, no? Non sono eserciti di vere grandi potenze, hanno dei limiti. Ma gli austriaci si difendono con una tenacia straordinaria, perché percepiscono gli italiani che li stanno attaccando come invasori stranieri. Siamo invasori stranieri agli occhi dei tirolesi, che vogliono difendere Trento e ancora di più Bolzano, Merano. E siamo invasori stranieri agli occhi degli sloveni, che hanno paura che gli italiani arrivino a Trieste e in Istria, gli sloveni e poi i croati, ecco. E quindi noi non passiamo, attacchiamo per 11 volte. L'11ª volta sulla Bainsizza facciamo dei progressi. A quel punto il comando austriaco si spaventa sul serio. Solo loro sanno quanto è mal ridotto il loro esercito, quanto sono a corto di uomini, quanti morti hanno avuto, quanto sono poveri e muoiono di fame perché le potenze nostre alleate bloccano i mari e in Germania e in Austria non arriva niente. In Germania e ancor più in Austria si muore letteralmente di fame. In quell'autunno del 17 i generali tedeschi che arrivano a Vienna per concordare l'offensiva che porterà a Caporetto rimangono spaventati vedendo quanto è magra la gente a Vienna. E anche in trincea le truppe austriache muoiono di fame. Perciò il comando austriaco si spaventa sul serio. Se gli italiani attaccano un'altra volta, stavolta forse sfondano, stavolta forse vanno a Trieste. E allora si rassegnano a fare una cosa che agli austriaci dà un enorme fastidio: chiedere aiuto al fratello maggiore, ai tedeschi, all'impero del Kaiser Guglielmo. Agli austriaci dà fastidio perché loro sono un antico impero, ma i tedeschi sono un impero più moderno, sono un paese moderno, più ricco, più progredito, che guarda dall'alto in basso gli austriaci. Fa abbastanza impressione studiare com'è nata la genesi dell'offensiva di Caporetto, con i tedeschi che sono riluttanti a impegnarsi al fianco degli austriaci, perché pensano che gli austriaci, che per i nostri sono un nemico assolutamente alla nostra altezza, un nemico tremendo, ecco, agli occhi dei tedeschi sono un esercito inefficiente, balcanico, arretrato, incapace di organizzazione. E gli austriaci sanno che i tedeschi li considerano così. E gli austriaci vedono i tedeschi appunto come degli insopportabili, presuntuosi, altezzosi. Non vorrebbero chiedere aiuto, ma alla fine vanno col cappello in mano a chiedere ai tedeschi di prestare un po' di divisioni per fare un'offensiva. Perché se non attacchiamo gli italiani e non li ributtiamo un po' indietro, allora la prossima volta gli italiani sfondano. Ed è anche abbastanza imbarazzante per noi italiani vedere come hanno reagito i tedeschi a quel punto. Al comando supremo dell'esercito tedesco la reazione è di dire: ma perché dobbiamo sprecare truppe contro un nemico insignificante come l'Italia? Ma a noi cosa interessa del fronte italiano? Niente. Noi siamo impegnati allo spasimo sul fronte francese, sul fronte russo, sul fronte balcanico. Ecco, piuttosto attacchiamo la Romania. Ma mandare truppe in Italia solo per aiutare gli austriaci è uno spreco. Poi
Poi il comandante supremo dell'esercito tedesco, il maresciallo von Hindenburg, che è molto vecchio, si ricorda che quando lui era bambino, capite, gli austriaci sono lì che dicono guardate che questi arrivano a Trieste se non li fermiamo. E il maresciallo von Hindenburg si ricorda che quando lui era bambino un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, era stata risolta quando era caduto un porto, Sebastopoli, e l'impero russo si era arreso. E Hindenburg dice in cuor suo, vabbè, in effetti se Trieste cade l'Austria potrebbe cadere, questo non lo vogliamo. Quindi li aiutiamo. E dunque uno Stato Maggiore tedesco viene messo al lavoro e con efficienza tedesca pianifica in poche settimane una grande offensiva per prendere di sorpresa gli italiani e ributtarli indietro. Fin dove? Fino al vecchio confine, dicono gli austriaci. Al massimo fino al tagliamento, ma non ci arriveremo mai. I tedeschi dicono no, al massimo fino al tagliamento. Se veniamo e ci impegniamo, li ributtiamo come minimo fino al tagliamento e poi si vede. E poi, come sapete, infatti si è visto. Dunque l'offensiva scatta ed è una vittoria memorabile. L'esercito italiano crolla sotto questo colpo. Oggi si discute, qualcuno paradossalmente dice che Caporetto è stata una vittoria, ma lo dice come lo diceva Prezzolini, che ho citato all'inizio, no? Perché ci siamo un po' svegliati dai sogni di grandezza e siamo stati capaci di guardare il nostro paese così com'era e di cominciare a correggere i difetti. Altri dicono non è stata una sconfitta così spaventosa come si è detto, non è vero che i nostri sono scappati, non è vero che i nostri erano vigliacchi. E qui hanno ragione, gli studiosi, mi piace citarne uno, che ha veramente cambiato la nostra conoscenza della battaglia di Caporetto, Paolo Gaspari di Udine, che è andato a cercare nei documenti, pensate alla marea di documenti che ci sono, pensate che a Caporetto sono stati fatti prigionieri 15 o 20.000 nostri ufficiali, solo ufficiali dico, e ognuno di loro al ritorno ha dovuto compilare un memoriale in cui raccontava in che circostanze era stato fatto prigioniero, perché si voleva verificare. E queste migliaia di memoriali sono a Roma, all'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore, e nessuno era mai andato a vederli. Poi Gaspari e i suoi amici ci sono andati. Quindi noi oggi sappiamo molto di più di prima sui combattimenti del primo giorno a Caporetto e poi sui combattimenti della ritirata fino al Piave. E sappiamo che i nostri hanno combattuto il primo giorno e poi hanno combattuto anche occasionalmente nella ritirata. E dunque non ha senso parlare di vigliaccheria degli italiani come causa di Caporetto. Però sta di fatto che, come cercheremo di vedere oggi, per i motivi che cercheremo di vedere insieme, è stata davvero una catastrofe, un esercito che è collassato. Poi è rinato, ma solo dopo aver passato il Piave. Caporetto è stata una disfatta di proporzioni enormi. Non tanto per il numero di morti e feriti. Noi a Caporetto grosso modo si fa il calcolo che abbiamo perso 40.000 morti e feriti. Dico grosso modo si fa il calcolo perché in quelle circostanze perfino la burocrazia militare perde le sue scartoffie e non riesce più a tenere i conti con precisione. Ma si stima 40.000 morti e feriti. Ora, 40.000 morti e feriti a noi sembra una cifra spaventosa. Noi oggi viviamo in tutto un altro mondo. Un mondo in cui se 4 soldati americani vengono uccisi in Afghanistan, il presidente americano deve andare alla Camera a renderne conto. È molto bello che noi occidentali siamo così attaccati alla vita umana, almeno alle nostre, a quelle degli occidentali. Allora, al tempo dei nostri nonni non si ragionava così. 40.000 morti e feriti erano meno di quelli che perdevamo in qualunque nostra offensiva sull'Isonzo. Vi do un'idea di come ragionavano i nostri comandi, ma non solo i nostri, anche quelli degli altri eserciti. 10ª battaglia dell'Isonzo, giugno 1917. Poi ve l'ho detto, ce ne sarà un'11ª nell'agosto, la Bainsizza, e una 12ª che però va nell'altra direzione, la 12ª battaglia è Caporetto. Qualche mese prima, 10ª battaglia dell'Isonzo, giugno 17. Conclusa la battaglia, il colonnello Gatti del Comando Supremo Italiano, lo storico ufficiale del Comando Supremo, annota nel suo diario com'è andata questa 10ª battaglia dell'Isonzo. Scrive il colonnello Gatti: i risultati visibili sono il Cook preso, quota 363,
Il Vodic, preso. Prigionieri austriaci circa 23.000. Di fronte a quindi hanno preso 3 montagne sul fronte dell'Isonzo, sono andati avanti di qualche centinaio di metri. Hanno preso 23.000 prigionieri. Bene, perché noi dobbiamo logorare gli austriaci, che sono a corto di uomini. E il colonnello Gatti continua. Di fronte a questi buoni risultati, la spesa nostra è stata di circa 70.000 tra morti e feriti e di circa 750.000 colpi di medio e di grosso calibro spesi. Come vedete, si tratta di una spesa. Il Comando Supremo è un'azienda che deve ottenere dei risultati e per far questo spende. E se noi abbiamo speso 70.000 morti e feriti e 750.000 proiettili di artiglieria, dice il colonnello Gatti, noi abbiamo largamente raggiunto lo scopo. Fossero sempre così le nostre battaglie, potremmo essere soddisfatti. Ecco, vedete in che mondo vivevano e quindi i 40.000 morti e feriti di Caporetto non sono il motivo per cui Caporetto è una catastrofe. Il motivo sono piuttosto gli almeno 260.000 prigionieri. 260.000 è già un'altra cifra. Abbiamo visto prima, noi, 10ª dell'Isonzo, 23.000 prigionieri austriaci. Grande successo. A Caporetto noi lasciamo in mano al nemico 260.000 prigionieri. E nessuno sa quanti, il 10, il 20% almeno, non sono mai tornati perché sono morti di tifo, di fame, di spagnola, nei lager. In lager come Mauthausen, che era già tristemente famoso allora, anche se non c'erano i nazisti e nessuno voleva torturare e ammazzare i prigionieri, però in Austria morivano di fame anche i loro soldati in trincea. Figuratevi cosa avevano da dar da mangiare ai nostri prigionieri. E in quell'epoca io credevo che fosse una storpiatura della Seconda Guerra Mondiale. Il lager di Mauthausen, gli italiani lo chiamano spesso Mathausen, e qualche linguista dice è per l'assonanza con mattatoio. Ebbene, già nelle lettere, nelle testimonianze della Prima Guerra Mondiale, Mauthausen era chiamata così dai nostri, Mathausen. E dunque 260.000 prigionieri, di cui molti non torneranno indietro. 350.000 sbandati. Sbandati vuol dire soldati che fino a ieri erano in divisa con le stellette, un fucile e ubbidivano ai loro ufficiali e che invece da un giorno all'altro buttano il fucile, si strappano le stellette e ignorano gli ufficiali e si mettono in cammino per tornare a casa perché sono convinti che la guerra è finita. E a questo punto noi siamo a 1/3 dell'esercito italiano che si è dissolto. E poi naturalmente, e questo tocca più da vicino i vostri nonni che vivevano qui, il 500.000 di profughi. Il 500.000 stimato approssimativamente, anche lì nessuno sa davvero le cifre precise. Come si fa a saperle? Ma a occhio e croce 500.000 di civili, e quindi di borghesi, perché prima scappano i signori, e poi di contadini, con le loro robe caricate sul carro e le donne col lattante al braccio che magari gli muore durante quelle settimane di cammino, ecco, 500.000 di civili che fuggono dal Friuli e dal Veneto e poi tutti gli altri che sono rimasti e che fino al Piave si trovano sotto occupazione tedesca e austriaca, perché appunto i tedeschi avevano detto come minimo il tagliamento e mantengono la parola, si fermano solo al Piave. Hanno fatto 150 chilometri grosso modo di avanzata. Noi alla Bainsizza, quell'offensiva che ha spaventato gli austriaci tanto da fargli dire se questi attaccano un'altra volta sfondano, noi sulla Bainsizza eravamo andati avanti di 10 chilometri. Loro dopo Caporetto vanno avanti di 150, capite le proporzioni. E allora bisogna capire perché è successa questa cosa. Perché l'esercito italiano, che poi sul Piave, lo anticipiamo, si ferma, e tra novembre e dicembre sul Piave, sul Grappa, combatte e ferma l'offensiva. E poi l'anno dopo di nuovo sul Piave, a giugno, ferma una nuova offensiva e poi vince la guerra, ecco. Perché invece in quel momento l'esercito italiano crolla? Come sapete, Cadorna, comandante in capo, aveva la sua tesi sul perché l'esercito era crollato. E il 27 ottobre, il 4º giorno della battaglia, la battaglia inizia la mattina all'alba del 24 ottobre, il 27 ottobre il bollettino del Comando Supremo Italiano annuncia
che ci si sta ritirando per colpa della mancata resistenza di reparti della seconda armata, vilmente ritiratisi senza combattere e ignominiosamente arresisi al nemico. In altre parole, Cadorna è convinto che ci sono interi reparti che sono scappati senza combattere o addirittura si sono arresi quando non ce n'era nessun bisogno. E Cadorna sa anche perché. Perché c'è la propaganda dei rossi che ha rovinato l'esercito come ha rovinato il paese. Cadorna è ossessionato da questa cosa. Sono mesi che scrive delle lettere al governo a Roma, lettere imbarazzanti da parte di un comandante militare che al governo dovrebbe ubbidire, ma Cadorna scrive al governo quasi come se fosse un dittatore militare che dà degli ordini, poi siccome non è un dittatore il governo non lo ascolta, ma è già una tensione fra militari e civili che non promette niente di buono, ve lo anticipo. Ecco. Cadorna già prima di Caporetto scrive al governo dicendo: dovete farla finita, i giornali socialisti, i deputati socialisti fanno propaganda contro la guerra, per la pace, promettono la pace, Natale non più in trincea, e questo distrugge il morale dei soldati. Perciò dovete farli star zitti, chiudere i giornali socialisti, arrestare i deputati socialisti, impedire che i rossi mi facciano marcire l'esercito. Cadorna è convinto di questo. E quando in effetti il suo esercito gli crolla fra le mani, è convinto che la causa è quella. E pubblica questo bollettino, in cui dice al mondo che l'esercito italiano è fatto di vigliacchi che stanno scappando o che si arrendono ignominiosamente. Sapete la storia di questo bollettino? Viene trasmesso al governo a Roma. Il governo si mette le mani nei capelli, capisce immediatamente che è un suicidio pubblicare un bollettino ufficiale del genere, lo blocca. Ma nel frattempo il bollettino è stato già diramato all'estero e quindi lo riprendono i giornali stranieri. Tranne in Francia, dove il governo francese si rende conto anche lui che è un bollettino folle e impedisce di pubblicarlo, ma nel resto del mondo viene pubblicato. Da quel giorno tutto il mondo sa, e purtroppo vi devo dire che ancora oggi tutti gli appassionati di storia militare, che sono tantissimi nel mondo anglosassone, in Inghilterra, ecco, se uno gli dice Caporetto, ancora oggi tutti ti dicono: certo, quel posto dove gli italiani sono scappati. Ora, in realtà, appunto, come vi dicevo prima, ormai abbiamo studi molto approfonditi che ci dicono che non è così. Le truppe finché hanno potuto hanno combattuto. Le truppe in prima linea hanno combattuto finché sembrava che valesse la pena di combattere. E quei ragazzi si sono fatti ammazzare finché non si sono accorti che era tutto inutile. Allora noi dobbiamo cercare di capire perché a un certo momento invece non ce l'hanno più fatta, perché poi è vero che si sono arresi, è vero che si sono arresi in gran numero, quando ormai si erano detti non vale più la pena. Cos'era successo? Si è molto discusso per capire se la vittoria degli austriaci e dei tedeschi a Caporetto è stata dovuta alla sorpresa. Loro ci credevano alla sorpresa. È molto interessante vedere tutti i preparativi che loro compiono per nascondere la preparazione dell'offensiva. La preparazione di un'offensiva è una cosa immensa, che coinvolge milioni di persone. Sembra da pazzi riuscire a tenerla nascosta. E tra l'altro è un'organizzazione, una pianificazione incredibilmente difficile. Per preparare l'offensiva di Caporetto, per portare in linea le divisioni tedesche, austriache, i cannoni, migliaia di cannoni, milioni di proiettili, per portare in linea tutta questa roba, in qualche settimana hanno dovuto far girare 1500 treni. Capite cosa vuol dire far girare con approdo ad alcune cittadine ai piedi delle montagne 1500 treni in qualche settimana? Gran parte di tutto il materiale ferroviario dell'impero austriaco viene usato per preparare questa offensiva. Per le altre cose non ce n'è più. Vienna, che sta morendo di fame, in quei mesi riceve molto meno carbone e molte meno patate di quelle che riceveva di solito. E se la gente a Vienna si ammala di più perché ha più freddo e ha più fame, non importa, bisogna preparare l'offensiva. Ma loro credono di riuscire a farlo in segreto. E quando le truppe scendono dai treni e per arrivare alle postazioni d'attacco nella valle dell'Isonzo devono risalire le montagne e poi ridiscenderle, molti giorni di marcia in montagna, con tutto l'equipaggiamento in spalla, ebbene, li fanno marciare solo di notte.
I tedeschi, che sono dei grandi organizzatori, preparano un uso delle strade razionale al massimo, come se fossero ferrovie, con gli orari di partenza di ogni reparto, per non intasare queste poche strade, questi pochi passi alpini, ma li fanno marciare solo di notte, perché di giorno volano gli aerei italiani e potrebbero vedere. Dunque loro si illudono davvero di riuscire a organizzare questa offensiva in segreto. Invece in realtà non c'è nessun segreto. È assolutamente impossibile nella Prima Guerra Mondiale organizzare una cosa del genere senza che trapeli. Trapela in 1000 modi. Intanto ci sono le spie nei paesi neutrali, in Svizzera, a caccia di informazioni. Poi ci sono i mezzi più moderni. Ecco, una cosa di cui si discute tanto ai nostri tempi, le intercettazioni telefoniche. C'erano già le intercettazioni telefoniche. C'erano apparecchiature, sapete, le trincee nostre e quelle nemiche in certi punti correvano a meno di 100 metri. E c'erano già apparecchi che tu piantavi nel terreno e che ti permettevano di intercettare le comunicazioni telefoniche di quegli altri. Lo facevano tutti. E quindi nelle retrovie c'erano uffici con ufficiali che sapevano le lingue, che passavano il tempo a ascoltare e trascrivere le conversazioni di quegli altri dall'altra parte. Lo sapevano tutti, tanto che sia i nostri sia gli austriaci, quando era possibile, al telefono parlavano in dialetto, nella speranza che quelli dall'altra parte non capissero. In realtà veniva trascritto tutto, appunto. E poi ci sono i disertori. Gli eserciti della Prima Guerra Mondiale comprendono milioni di uomini. Ogni giorno ce ne sono molti, non uno, ma molti ogni giorno, che decidono che non ne possono più e cercano di nascosto di scappare e raggiungere il nemico per darsi prigionieri. Scappano i nostri e scappano ancora di più gli austriaci. Gli austriaci scappano di più per tanti motivi. Uno è che muoiono di fame. I nostri mangiano male, ma non muoiono di fame. Gli austriaci sì. E poi gli austriaci scappano di più perché appunto noi diciamo austriaci, ma chi sono? Sono tedeschi, croati, sloveni, che contro di noi combattono volentieri. Sono ungheresi, che combattono già un po' meno volentieri. Poi molti degli ungheresi in realtà sono rumeni e i rumeni non combattono volentieri per niente contro di noi. Altri sono cechi, slovacchi, che sognano già l'indipendenza della Cecoslovacchia dopo la guerra. Questi disertano. E poi triestini, dalmati. Quindi gli austriaci hanno un tasso di diserzione molto più alto. E appena nelle loro linee circola la voce che ci sarà una grande offensiva, il numero dei disertori aumenta. Sempre prima di un'offensiva c'è più gente che si dice: ma io piuttosto che andare a farmi ammazzare, stavolta diserto sul serio. Anzi, già il solo aumento del numero dei disertori è un indizio del fatto che qualcosa si sta preparando, qualcosa bolle in pentola. E poi questi disertori arrivano nelle nostre linee e c'è sempre, appunto, magari a far da guida a un gruppo di cecoslovacchi, c'è sempre il triestino o il dalmata che parla veneto e che quindi racconta agli ufficiali italiani che interrogano quello che loro sanno. E cosa sanno? Abbiamo visto passare treni carichi di tedeschi. Siete sicuri? Tedeschi? Sì, ci sono mai stati i tedeschi qua, li riconosciamo bene. A comandare da noi è arrivato un ufficiale tedesco, cattivissimo, un prussiano, rigido, feroce. Hanno distribuito gli elmetti d'acciaio. L'impero austriaco è povero, finora li lesinava gli elmetti, all'improvviso li distribuiscono. Vorrà dire qualcosa. Il rancio è migliorato. Da ieri distribuiscono anche 10 grammi di pancetta. È tornata la birra, mancava da settimane. Tutte queste cose vogliono dire qualcosa. Hanno distribuito le cartoline. I soldati temono moltissimo questa cosa. Nell'impero austriaco i soldati ricevono delle cartoline con su stampata in 10 lingue la frase «sono sano e sto bene». Così possono mandare la cartolina a casa. Quando vengono distribuite le cartoline, i soldati si preoccupano. E dunque noi riceviamo una marea di informazioni su questa offensiva. Certo, tante informazioni anche false, sbagliate, contraddittorie, voci, chiacchiere, però a mettere insieme tutto quello che viene fuori, il disegno è chiarissimo. Attaccheranno. E sono venuti i tedeschi a dare una mano e attaccheranno a ottobre. Quando? Intorno al 15? No, dopo, intorno al 20. Il 22 o il 23 o il 24 al massimo. E dove?
Sull'Alto Isonzo. Io qui mi rendo conto, era meglio se portavo una cartina, ma voi questi paesi li conoscete, lo sapete com'è fatto. Noi stavamo attaccando sul Basso Isonzo per andare a Trieste, sul Carso, sul Basso Isonzo. Il grosso dell'esercito italiano era ammassato lì. Caporetto è più a nord. Tolmino, Caporetto, Plezzo, l'Alto Isonzo. Lì le forze italiane sono di meno, perché noi per attaccare stiamo spingendo più in basso. Lì abbiamo solo un velo di truppe e perciò lì gli austriaci e i tedeschi hanno deciso di attaccare. Ma anche quella non è mica una novità. Nel 1859 si combatteva la seconda guerra d'indipendenza. Sapete come va? Arriva Napoleone III a aiutare il Regno di Sardegna, gli alleati avanzano verso est, si combatte la grande battaglia a Solferino e poi i nostri potrebbero proseguire e liberare anche il Veneto. In realtà poi, per tanti motivi, si fermano e fanno l'armistizio di Villafranca. Per il Veneto bisogna aspettare il 1866. Ma in quel 1859 sembrava possibile che Vittorio Emanuele II e Napoleone III, dopo Solferino, andassero anche avanti, prendendo il Veneto, arrivando al Piave, al Tagliamento, all'Isonzo e poi oltre, perché no? A Lubiana, a Vienna. Anche allora sembrava possibile. E in quel 1859 esce un articolo su un giornale tedesco. È scritto da un filosofo, giornalista, intellettuale, che si interessa molto di storia militare, ma che in realtà aveva altri interessi prevalenti. Si chiamava Friedrich Engels e 9 anni prima aveva pubblicato insieme con Marx il manifesto del Partito Comunista. Nel 1859 Engels pubblica un articolo in cui dice: immaginiamo che i francesi e gli italiani arrivino fino all'Isonzo e vogliano attaccare l'Austria. Come si deve fare per impedirglielo? E Engels dice: il sistema migliore sarebbe una controffensiva da Caporetto. Perché da Caporetto è un nodo di strade che convergono lì sul fondovalle Isonzo e da lì si prende la Val Natisone, che è bella larga, non ripida per niente. E in un attimo, attraverso la Val Natisone e la Valle Iudrio anche, da lì in un attimo sei in pianura, in un attimo sei a Cividale. E dopo Cividale Udine, dove c'è il comando di Cadorna. È una strada fatta apposta. Tanto che ancora il 24 ottobre, il giorno in cui scatta, mentre sta scattando l'offensiva nemica, Cadorna, parlando coi suoi ufficiali, dice: ma sì, certo che attaccano a Caporetto. In ogni manovra di pace si è sempre supposto che lo sfondamento di ipotetiche linee italiane alla frontiera dovrebbe avvenire su questo tratto. Quindi che quella è la strada maestra per attaccare e prendere alle spalle gli italiani si sapeva da sempre. E Cadorna era tranquillo, proprio perché sapeva tutto. Aveva così tante informazioni e condivideva addirittura con i giornalisti. Alla metà di ottobre, 10 giorni prima dell'offensiva, i corrispondenti di guerra dei giornali italiani sono convocati al Comando Supremo a Udine. Lì devono giurare di mantenere il segreto su quello che apprenderanno e poi gli viene fatta una conferenza stampa in cui gli spiegano che fra pochi giorni ci sarà una poderosa offensiva nemica, che sono arrivati i tedeschi per aiutare gli austriaci, ma che non c'è da aver paura perché il Comando Supremo, appunto, essendo così bene informato, ha preso imponenti misure difensive. In effetti i nostri comandi sanno tutto dell'offensiva e sono sicuri di fermarla. Cadorna, al vertice, comandante di tutto l'esercito. Il 22 ottobre Cadorna per la prima volta va a vedere un tratto del fronte che sarà attaccato, il fronte del 4° corpo d'armata, quello che difende Caporetto. Finora Cadorna ha solo mandato circolari. 2 giorni prima dell'offensiva nemica va di persona a vedere. E fra l'altro, anche questo è significativo, lo dirò forse anche dopo, ma va bene, mi viene da dirlo adesso. È una delle cose più impressionanti. I nostri comandanti, che non sono persone mediocri, i Cadorna, i Capello, i Badoglio, sono militari competenti, professionali, un po' antiquati, un po' rigidi, ma soprattutto sono gente che sta negli uffici e che manda circolari.
e non va a vedere se sono state eseguite. Cadorna, solo 2 giorni prima dell'offensiva, va a vedere le linee del quarto corpo d'armata, che sarà attaccato di sicuro, e quando torna al suo comando, il solito colonnello Gatti, suo collaboratore, annota nel diario: il capo è stato fuori a vedere il quarto corpo d'armata. Questo corpo d'armata era comandato dal generale Cavaciocchi. E Gatti annota: l'impressione che il generale Cavaciocchi gli ha fatta è stata pessima, ma se ne accorge adesso. E ciò nonostante, Cadorna quel giorno, parlando col generale Cavaciocchi, si fa sentire che dice: io non ci credo che attacchino, secondo me è un bluff. Ma volete che si mettano ad attaccare in mezzo alle montagne a fine ottobre, con questo tempo? E comunque, se vogliono, vengano pure. Li prenderemo prigionieri e io li manderò a passeggiare a Milano per farli vedere. Qualche giorno prima un intellettuale che era in servizio nell'esercito e che era addetto ai primi timidi tentativi di fare un po' di propaganda fra la truppa per alzare il morale, era lo scrittore Ardengo Soffici. Qualche giorno prima Ardengo Soffici si trova a parlare col generale Capello, comandante della seconda armata. Chi non si intende di queste cose capisce com'è la cosa. L'esercito, Cadorna. A livello più basso il corpo d'armata, Cavaciocchi. In mezzo l'armata, Capello. La seconda armata che sarà interamente travolta dall'offensiva di Caporetto. Ardengo Soffici va a trovare Capello, comandante della seconda armata, il 16 ottobre, e gli sente dire: sì, ci sarà l'offensiva. Capello non dice neanche come Cadorna: ma secondo me è un bluff. Capello ci crede, certo che ci sarà l'offensiva. E ci sono i tedeschi. E allora dovremmo aver paura dei tedeschi, dice Capello. Non sono mica peggiori degli austriaci. Vuol dire che prenderò anche dei tedeschi per la mia collezione di prigionieri. Ecco, sono molto sicuri di sé. Un altro dei comandanti di corpo d'armata, sono 2 i corpi d'armata della seconda armata di Capello, che verranno travolti dall'offensiva. Il quarto, Cavaciocchi, il 27esimo, Badoglio. Badoglio in quei giorni incontra i suoi soldati, e Badoglio è uno a cui piace parlare con i soldati, è diverso dagli altri, sono più vecchi, lui è giovane, a lui piace parlare con i soldati, anche in dialetto piemontese magari, se trova dei piemontesi, e ai soldati dice: tranquilli, tranquilli, vinciamo, siamo forti. Uno gli viene a chiedere: ma è vero che ci attaccano? E Badoglio risponde: ragazzi, niente paura, gliele daremo secche, ho tanti cannoni da fracassarli. Ora, l'ottimismo non è una cosa sbagliata in guerra, ma deve fondarsi su una conoscenza precisa della situazione e non sul fatto che hai mandato delle circolari. Tutti questi generali appartengono alla stessa cultura, appunto. Credono che basti dare gli ordini e non vanno a verificare. E sanno poco o niente, forse Badoglio un po' di più, appunto, dei soldati, del morale dei soldati. Cavaciocchi, che dopo Caporetto sapete che dopo Caporetto si mette in piedi una commissione d'inchiesta, ovviamente. È una catastrofe nazionale, una disgrazia nazionale, e quindi in Italia la reazione immediata è: di chi è la colpa? Bisogna trovare il colpevole. E viene messa in piedi questa commissione d'inchiesta che lavora a lungo, ancora durante la guerra e poi finisce dopo la guerra, e che decide che in effetti Cadorna ha delle colpe, e Capello ha delle colpe, e Cavaciocchi ha delle colpe. Badoglio niente. Badoglio era stato promosso nel frattempo. Era vice capo di Stato Maggiore, era fortemente protetto. Badoglio non lo toccano, in realtà colpe ne avevano tutti, e io non sono qui adesso per riprendere la polemica su di chi era la colpa. In Italia per 100 anni si è discusso di questo, io direi adesso basta. È una responsabilità del paese, dell'esercito e anche di tutte queste singole persone. Dunque loro non conoscevano i loro soldati, non avevano mai visto le trincee in cui i soldati combattevano. È impressionante come i nostri soldati il giorno di Caporetto vengono attaccati su posizioni dove in certi casi c'è la stessa brigata da 1 anno a tenere quelle posizioni, e quando arriva qualcuno nuovo a dare un'occhiata negli ultimi giorni, i rapporti dicono: ma queste trincee sono cadenti, ma sono fatte male, ma non c'è stata manutenzione, ma non ci hanno speso un soldo. Su tutto il terreno. Ma i nostri generali sono tranquilli. Il generale Cavaciocchi non era peggio degli altri, però ha avuto una grande sfortuna, almeno agli occhi dello storico, che sotto di lui serviva un giovane sottotenente degli Alpini, che era uno di un cattivo carattere e spesso di malumore, e che giudicava piuttosto pesantemente.
e che scriveva molto bene. Questo giovane sottotenente degli Alpini, che sarà catturato a Caporetto e finirà la guerra in un lager in Germania, diventerà poi un grande scrittore, Carlo Emilio Gadda, uno dei grandi scrittori italiani del Novecento. Gadda prestava servizio sotto il generale Cavacciocchi e ci dice cosa un giovane tenente che stava in linea coi suoi alpini poteva pensare del comandante di corpo d'armata. Dice Gadda: il generale Cavacciocchi, che deve essere un perfetto asino, non ha mai fatto una visita al quartiere, cioè alle baracche dei soldati. Non si è mai curato di girare per gli alloggiamenti dei soldati. Eppure Giulio Cesare faceva ciò. Si dirà non è suo compito, e allora? Sulla base di quello che pensa di Cavacciocchi, Gadda poi si lancia in una tirata contro i generali del suo esercito, contro i generali italiani del suo tempo. È il sottotenente che non ne può più dei superiori. Ovviamente esagera, è un cattivo carattere, un caratteraccio, però è interessante che si sia fatto questa idea dei generali italiani di allora. Sentite Gadda: asini, buoi grassi, pezzi da Grand Hotel, sigari Havana, bagni, ma non guerrieri, non pensatori, non ideatori, non costruttori, incapaci di osservazione e di analisi, ignoranti di cose psicologiche, inabili alla sintesi. Scrivono nei loro manuali che il morale delle truppe è la prima cosa e poi dimenticano le proprie conclusioni. In altre parole, per Gadda i nostri generali sono dei burocrati. Sono dei burocrati che fanno lavoro d'ufficio, pensano soltanto a scaricare responsabilità e non vogliono sapere altro. E vabbè, questo ve lo dico perché, Gadda, quando arriva la notizia di una grande vittoria tedesca, siamo ancora molto prima di Caporetto, Gadda scrive: i tedeschi, evidentemente, hanno dei generali meno Cavacciocchi dei nostri. Ora, i generali sono i generali, ma anche gli stati maggiori condividono il loro atteggiamento di ottimismo irresponsabile. Cavacciocchi aveva un capo di Stato Maggiore, il colonnello Boccacci, su cui sappiamo molto perché la commissione d'inchiesta, forse anche con un po' di ingiustizia perché era solo un colonnello, e con lui se l'è presa molto. Il colonnello Boccacci era alto, bello, biondo, tanto che era soprannominato dai colleghi Attila, e quando una nuova unità viene trasferita nel suo settore 2 giorni prima di Caporetto, il colonnello Boccacci, capo di Stato Maggiore, quindi l'aiutante di Cavacciocchi, no? Riceve gli ufficiali di questo nuovo reparto e gli tiene una conferenza. Colonnello Boccacci: il nemico ha preannunziato l'attacco da qualche giorno, ma invariabilmente ogni giorno lo rimanda. Sfido io con questo tempaccio. Me ne dispiace, perché vorrei che provasse a rompersi il muso. Abbiamo delle posizioni imprendibili e il nemico ha un programma assurdo. Loro hanno letto l'ordine di operazione del nemico che ci è stato portato da 2 ufficiali austriaci disertori, perché in effetti noi da settimane avevamo disertori che venivano a portarci informazioni. 2 giorni prima arrivano 2 ufficiali rumeni di un reggimento ungherese e portano l'ordine di operazioni della loro divisione, cioè tutto: a che ora comincia il bombardamento, a che ora attaccano, dove, in che punto. Dice il colonnello Boccacci: cose incredibili. Il nemico vorrebbe essere nel pomeriggio a Caporetto e nella sera marciare su Cividale. Enormità che rispondono alla mentalità tedesca. E poi il colonnello Boccacci spiega come mai possiamo stare così tranquilli del fatto che vinceremo noi. Perché nelle retrovie del suo corpo d'armata regna un ordine perfetto. È il corpo d'armata modello. Hanno visto le tabelle alt per tutti, controllo, taglio capelli? Ognuno che passi è obbligato a lasciarsi passare sul cranio una tosatrice meccanica. L'idea è mia, non passeranno. A proposito, si facciano dare tutte le mie circolari con le norme di polizia stradale. È una cosa alla quale tengo molto, personalmente. Non tollero che una carretta marci se non alla sua destra. Ordine e taglio capelli. Dopo Caporetto la commissione d'inchiesta appurerà
che i fondi del quarto corpo d'armata venivano spesi esclusivamente per mettere in ordine e abbellire le retrovie e che in trincea non arrivava un soldo per comprare filo spinato, per migliorare le trincee che rischiavano di crollare e così via. Beh, vabbè, il colonnello Boccacci è un personaggio talmente fantastico che vi aggiungo ancora questo, anche se è un pettegolezzo. La commissione d'inchiesta apprenderà che il colonnello Boccacci, nel villaggio sloveno in cui era insediato il comando del quarto corpo, intratteneva relazioni intime con una esercente di generi alimentari e 2 giovanette del negozio, tutte italiane, nonché con ragazza slovena di facili costumi, che era noto per l'esibizione frequente e ostentata di fotografie di carattere pornografico. E lui stesso eseguiva fotografie di bambine seminude utilizzando per lo sviluppo il laboratorio fotografico del corpo d'armata. Dopodiché questi comandi, che ripeto, sono fatti anche da gente di valore, Boccacci non doveva essere un grande militare, ma uomini come Cadorna, come Capello, come Badoglio erano gente notevole, che si è trovata a fare un lavoro molto difficile. E però un'altra caratteristica, e questa è davvero una caratteristica purtroppo italiana che non è mai scomparsa, è che questo esercito è un esercito di retori, di parolai. Notate che i militari pensano che i parolai siano gli altri, i politici. Cadorna, che a fine settembre è stato a Roma a parlare col governo e a incontrare il Parlamento, scrive alla moglie disgustato: a Roma il verbiloquio regna sovrano. E questo è un po' il concetto dei militari. Ci sono i politicanti parolai, mentre noi siamo gente seria, fatti, non parole. Ma in realtà non è vero. Le parole dominano anche la vita dell'esercito. Beh, in parte è colpa dei letterati italiani, che frequentavano i comandi e che avevano molta libertà di andare in giro, a far conferenze, a parlare, e che purtroppo in gran parte alimentano questa retorica. Anche letterati famosi. Marinetti, per esempio, Filippo Tommaso Marinetti, il futurista. Filippo Tommaso Marinetti, pochi giorni prima di Caporetto, pranza con gli ufficiali di un gruppo di bombarde. Parentesi, io ho incrociato un po' di fonti. In quello stesso giorno, sul fronte di Caporetto, c'era un ufficiale tedesco, giovanissimo, responsabile di un gruppo di bombarde, specialista dell'uso delle bombarde in montagna. Le bombarde sono grossi cannoni ma piccoli che sparano a pochissima distanza, mortai praticamente, li devi mettere in prima linea, devi vedere esattamente dove farli sparare a poche centinaia di metri. In quei giorni c'era un ufficiale tedesco che girava il fronte di Caporetto con un taccuino, un binocolo, si fermava in tutte le trincee austriache e in ogni punto individuava esattamente quante bombarde ci volevano, dove piazzarle, a che distanza avrebbero tirato, in modo da schiacciare i capisaldi italiani. Mentre i tedeschi pianificavano, Marinetti pranza con gli ufficiali di un gruppo di bombarde nostro e al termine del pranzo fa un grande discorso in elogio di queste bombarde, sono dei grossi pezzi verticali, no? Che, dice Marinetti, sono dei membri virili in erezione. Simboleggiano l'improvvisazione geniale italiana di guerra, il genio improvvisatore italiano. Ecco, io questa cosa l'ho trovata terribile, il fatto che mentre loro, i tedeschi, sono lì che pianificano, noi esaltiamo il genio improvvisatore italiano. Quando i letterati non sono di questo livello è anche peggio. Come vi dicevo, lo dice anche Gadda, no? Il morale dei soldati è importante, c'è scritto anche nei manuali. Sapete qual era la reazione dei generali quando gli si diceva il morale dei soldati com'è? Dice, ottimo, ho fatto fare la conferenza. La conferenza consiste in questo: anche alla vigilia di Caporetto ci sono reparti che vengono intruppati, portati in teatro e sul palco c'è un conferenziere. C'è un caso che ho trovato in cui il conferenziere è un vecchio ufficiale dei bersaglieri, reduce di Custozza, 1866, dove è stato ferito. È un patriota entusiasta, allo scoppio della prima guerra mondiale si è di nuovo arruolato, non sanno cosa fargli fare perché è un vecchio invalido, allora cosa gli facciamo fare? Le conferenze. E davanti a una sala piena di alpini il reduce di Custozza tiene una conferenza alla vigilia di Caporetto sul tema
è bello morire per la patria. Gli ufficiali degli alpini, ce n'è almeno uno che annota in un rapporto, i soldati rumoreggiavano. Ma appunto, le parole, la retorica, Capello, nelle sue disposizioni, bisogna che l'impeto delle fanterie sia travolgente. Cavaciocchi, ai suoi artiglieri, ormai l'impiego dell'artiglieria deve riuscire addirittura automatico. Voglio che il nemico preparantesi ad attaccare sia inchiodato sul posto dal nostro fuoco. Il fuoco sia sterminatore, più per la sua precisione che per il numero dei colpi sparati. Su questo tornerò subito. Il tiro di sbarramento deve riuscire magistrale. E quando un generale ha detto che il tiro deve essere magistrale, cos'altro deve fare? Il suo lavoro l'ha fatto. Quanto poi al fatto che il tiro deve essere magistrale più per la precisione che per il numero di colpi sparati, questo è un altro piccolo problema. I colpi costano cari. E l'Italia non è un paese ricco, ma avrebbe potuto spendere di più e invece tutti hanno interiorizzato che bisogna risparmiare. E i comandi di artiglieria sanno che se spari più di quel numero minimo di colpi che è stato prestabilito, qualcuno ti chiamerà a risponderne, rischi ancora di doverli pagare di tasca tua. Perciò sparare poco. Quando uno poi si chiede come mai a Caporetto l'artiglieria italiana, che era enorme, non è bastata per fermare l'offensiva, ricordiamoci anche di questo. E poi c'è la qualità della truppa. Quella truppa, lo dicevo, che non è scappata vigliaccamente, come diceva Cadorna, che il primo giorno in trincea ha combattuto e come, però è anche vero che poi, quando hanno visto che si metteva male, i nostri reparti hanno cominciato ad arrendersi con una certa facilità. Non subito, non è per quello che sono crollati, ma quando l'esercito ha cominciato a crollare, allora sì, si è diffuso fra i soldati l'idea che dopo tutto non aveva nessun senso continuare e che era meglio salvare la pelle e arrendersi. E l'esercito ha un morale molto basso in quel momento. Ogni organizzazione militare, ogni esercito ha un suo punto di rottura, può subire perdite fino a una certa percentuale, può fare sforzi e sacrifici fino a un certo livello, che non è stabilito nei manuali, non è facile capirlo, ci vuole intuito per capirlo, ma quando raggiunge quel livello rischia di rompersi. E l'esercito italiano alla vigilia di Caporetto era certamente arrivato a quel livello. Per tanti motivi. Il livello degli ufficiali, per esempio. Le perdite erano spaventose. Gli ufficiali di carriera in servizio allo scoppio della guerra in parte erano morti, in parte erano stati promossi. Al comando dei reparti in trincea ormai c'erano tenenti e capitani che non erano professionisti. Erano ufficiali di complemento, avvocati, impiegati, maestri elementari, studenti di scuola. Sempre più spesso studenti di scuola, perché ormai si stava raschiando il fondo del barile. Il nostro paese non aveva una borghesia vasta, numerosa, non aveva una gran percentuale di gente che sapeva leggere e scrivere. E la borghesia, quella che c'era, era molto lontana dal popolo. Tra il padrone e i contadini, tra i signori e i contadini c'era un abisso, ma erano i signori che comandavano. E dunque per essere ufficiale dovevi essere uno dei signori. Per essere ufficiale dovevi essere borghese, dovevi avere un titolo di studio, e quando si scopre che non ci sono più abbastanza ragazzi con la maturità già fatta, si comincia a prendere gli studenti di scuola degli ultimi anni, anche se non hanno ancora finito, anche se sono studenti non del classico ma dell'istituto tecnico, non importa. Pur di non fare ufficiali, di non promuovere ufficiali, magari i sergenti che dall'inizio della guerra che sono in trincea, e però sono contadini o operai, non puoi mica promuoverli ufficiali. Gli ufficiali sono i signori ufficiali. E allora piuttosto si mandano i ragazzini presi dalle scuole. E questi ragazzini sono davvero ragazzini. E per una combinazione, alla vigilia di Caporetto ne è appena arrivata in linea un'infornata. Ci sono tantissime testimonianze sul fatto che nei giorni precedenti arrivano in trincea una marea di questi ragazzini. Hanno fatto qualche settimana di istruzione, li chiamano i corsi di corsa.
Alla fine di questi corsi di corsa non li hanno neanche fatti i sottotenenti, sono troppo ignoranti ancora. Hanno inventato un nuovo grado, aspirante, l'aspirante ufficiale, pur di poterli mandare in trincea subito. E arrivano innumerevoli di questi aspiranti e i soldati che sono già in trincea da un po' li vedono arrivare e si chiedono: ma adesso noi dovremmo ubbidire a questi? Ragazzini che arrivano di carichi, affardellati con gli zaini, le valigie, un sacco di roba inutile, non hanno mai visto un soldato, non hanno mai visto una trincea. C'è qualche testimonianza su questo che ci dice cosa pensavano i soldati di questi ufficiali che venivano sbattuti lì e prendevano il comando. Per esempio un sottufficiale degli Arditi, della brigata Forlì. Erano appena arrivati vari ufficiali aspiranti della classe 1898, 19enni quindi. Poverini, tremavano come tanti cagnolini. Si vedeva subito che erano proprio innocenti, con la mantellina e un paio di scarpine lustre, quelle che si mettevano per la libera uscita all'Accademia di Modena. La commissione d'inchiesta interrogò su questo problema un generale bravo, il generale Di Giorgio, uno di quelli che nella ritirata di Caporetto se l'era cavata abbastanza bene. Il generale Di Giorgio, siciliano, viene interrogato dalla commissione d'inchiesta: ma è vero che i nostri soldati non si fidavano degli ufficiali perché gli ufficiali erano troppo giovani? Il generale Di Giorgio dice: un caporale mio conterraneo, interrogato da me sull'ambiente nel quale viveva, rispose: signor generale, siamo in mano alle creature. Dunque mancano gli ufficiali e quelli che ci sono troppo giovani. Mancano anche i sottufficiali, quello è un altro problema. In un paese come il nostro, dove la gente che sa leggere e scrivere è poca, quelli che sanno leggere e scrivere li fanno sottufficiali e li mandano negli uffici a scrivere, a compilare scartoffie. Ce ne sono pochi e quei pochi non si assumono responsabilità, sono dei burocrati fondamentalmente. Anche questo lo dice Gadda. Il sottotenente Gadda degli Alpini a un certo punto durante la guerra dice: un vero difetto del nostro esercito, il cattivo funzionamento dei sottufficiali. Io non ho 2 sergenti e 20 uomini di truppa, ho 22 uomini di truppa, di cui 2 hanno la manica sporca d'un gallone di sergente e perciò non fanno nulla. In altre parole, anche qui generalizza, ne abbiamo avuti chissà quanti di sottufficiali che si sono fatti ammazzare eroicamente, però agli occhi di Gadda, se uno pensa ai sottufficiali dell'esercito italiano, pensa a gente che si è messa a posto negli uffici e che, avendo i galloni sulla manica, come conseguenza smette di lavorare. E siccome siamo in Italia non c'è da stupirsi che lui avesse questa impressione. Attenzione al morale delle truppe, come vi dicevo, era predicata in teoria. In pratica si andava con le circolari. Il generale Capello, che era uno sveglio, aveva capito che qualcosa bisognava fare. Proprio poco prima di Caporetto, alcuni intellettuali, fra cui Ardengo Soffici, che citavo prima, viene convocato da Capello che gli dice: io voglio mettere su un ufficio propaganda. Cominciamo. Va a visitare, che so, la brigata Vicenza. È a riposo, nelle retrovie. Parla con gli ufficiali e metti un po' in piedi un po' di conferenze per i soldati. Ardengo Soffici va a trovare la brigata Vicenza. È una brigata che è stata dissanguata poche settimane prima sulla Bainsizza, adesso è a riposo. Cosa vuol dire che è a riposo? Sono in collina, a Iplis, è ottobre, piove tutti i giorni, la brigata è attendata nel fango. Adesso io non vi cito tutto, ma Soffici scrive parecchie pagine perché è veramente impressionato da questa cosa. Questa brigata, migliaia di uomini attendati in un mare di fango, è tutto bagnato, tutto zuppo, i soldati si ammalano, il lazzaretto è pieno, non fanno niente, non fanno addestramento, non fanno esercizio, non si riposano, stanno in piedi tutto il giorno lì cercando di ripararsi dalla pioggia. Soffici è terrorizzato da quello che vede. Dopodiché torna al comando della seconda armata, dice al capo di Stato Maggiore quello che ha visto e il capo di Stato Maggiore dice: ma accidenti, ma non è possibile. I soldati devono essere messi al riparo nelle case, non si devono lasciare così all'aperto sotto la pioggia. Abbiamo già fatto tante circolari. E siamo sempre a quello. La brigata Vicenza verrà mandata in linea il giorno di Caporetto per tappare un buco e andrà a pezzi appena arriva a contatto coi tedeschi.
Molte di queste brigate, quasi tutte anzi, hanno subito perdite terrificanti. C'è una brigata che fa una figura particolarmente cattiva a Caporetto, è una storia famosa, la brigata Salerno, mandata a difendere il Monte Mataiur, che, dirà poi qualcuno, si poteva difendere a sassate, talmente era forte come posizione. Alla brigata Salerno capita una sfortuna particolare, che i reparti tedeschi che l'attaccano sono comandati da un giovane ufficiale che diventerà poi famosissimo e che è uno che il mestiere lo conosce bene. Si chiama Rommel, Erwin Rommel. Sarà poi uno dei più famosi marescialli tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. Lì è un tenente, ma i tedeschi ai giovani ufficiali danno molta autonomia e molta responsabilità. Rommel comanda 3 battaglioni a un certo punto e attacca il Monte Mataiur. E lo attacca di sorpresa, passando da dietro, e quando la brigata Salerno lo vede arrivare tenta un po' di resistenza, ma sono talmente demoralizzati questi soldati che in gran parte si arrendono. Rommel poi esagera nei suoi ricordi questa cosa, descrive questi soldati che sventolano i fazzoletti gridando viva la Germania e che lo portano in trionfo. Poi si è discusso all'infinito, è lui che ha esagerato o un po' queste cose succedevano, e un po' succedevano anche. Ma la brigata Salerno, a fine maggio, qui siamo a ottobre, a fine maggio nella 10ª battaglia dell'Isonzo era stata distrutta. Aveva avuto circa metà di morti e feriti, più di 2000 uomini e ufficiali. Rimessa in piedi con reclute arrivate dal paese, rimandata all'attacco ad agosto nell'11ª battaglia, di nuovo distrutta. 3000 morti su un effettivo di 4-5.000 uomini. 3.000 morti e feriti, scusatemi, no, morti e feriti. Però voi capite cosa vuol dire. Durante questa battaglia della Bainsizza, in cui la brigata Salerno viene distrutta, 3 soldati della brigata lasciano la trincea e vengono sorpresi nelle retrovie. Il comandante della brigata, generale Zoppi, li fa fucilare immediatamente. Alla fine della battaglia della Bainsizza, il generale Cadorna, in una lettera alla figlia, racconta che il generale più bravo che lui ha visto in azione in quel settore è Ottavio Zoppi, che comanda splendidamente la brigata Salerno. È un ufficiale di molto valore, pieno di intelligenza e di sacro fuoco. Nell'esercito italiano un generale, per far vedere che è pieno di sacro fuoco, deve far fucilare. E più fa fucilare, più fa vedere che è pieno di sacro fuoco. Dopodiché la brigata Salerno, distrutta a maggio, distrutta di nuovo ad agosto, riempita di nuovi arrivati, viene mandata sul Mataiur. E sul Mataiur, il 3° giorno dell'offensiva, quando i tedeschi spuntano alle spalle, si arrende. E qui bisogna vedere anche, abbiamo parlato della qualità degli ufficiali, dei ragazzini mandati in trincea dopo poche settimane di addestramento, ma la qualità della truppa, anche quella è un problema. Anche lì si sta raschiando il fondo della pentola, troppi morti, troppi feriti. E allora si vanno a cercare persone più anziane, si richiamano nuove classi, gente di 35, 40 anni, gente sposata con figli che credeva di averla scampata e invece arriva la cartolina. Si va a cercare i feriti, quelli che sono stati feriti in ospedale magari per mesi, poi più o meno rimessi in piedi e li rimandano in trincea. La brigata Foggia viene mandata in linea nella notte sul 24 ottobre proprio per difendere il paese di Caporetto. Il suo comandante, il colonnello Pisani, che verrà catturato quel giorno dal nemico, scrive poi che la brigata aveva appena ricevuto circa 3000 uomini nuovi, composti in gran parte da elementi appartenenti a classi anziane. Molti non avevano mai visto la guerra. Alla maggior parte non era stato insegnato neanche a sparare. Quando gli abbiamo distribuito le bombe a mano, le lasciavano cadere perché gli faceva paura prenderle in mano. Questi uomini, arrivati pochi giorni prima, nella notte sul 24 ottobre, sotto il bombardamento, vengono mandati in linea a difendere il paese di Caporetto. Dopodiché, quando gli arrivano dentro i tedeschi, la brigata Foggia si sfascia e il suo comandante viene catturato. Alcuni ufficiali già prima di Caporetto riflettono su questa cattiva qualità delle reclute che arrivano in linea e fanno dei ragionamenti un po' inquietanti. C'è una lettera del pittore Ottone Rosai, era ufficiale alla brigata Tortona.
Poco prima di Caporetto, Rosai scrive: la brigata è già imbastardita. Le perdite subite nell'azione della Bansizza sono state colmate con l'invio di nuovi elementi. Aperte nell'occasione le galere, gli ospizi, manicomi, ci capita su un nuvolo di gente malfatta, zoppicante, contorta e soprattutto mal disposta. Il medico di battaglione deve riceverne tutte le mattine delle frotte, ma l'ordine è di non riconoscere in loro alcun male, e l'olio di ricino e il bastone han trovato lavoro. Io non so voi, ma io leggendo questa lettera di Rosai, che sarà poi squadrista, e che alla vigilia di Caporetto ci dice che per trattare la truppa nell'esercito italiano si usano l'olio di ricino e il bastone, a me un po' di collegamenti mi vengono in mente. E così cosa succede? Succede che con queste opinioni, con questo livello di morale, noi veniamo attaccati dai tedeschi, cioè dal migliore esercito del mondo. Ed è vero che in certi casi i nostri si arrendono gridando viva la Germania. Ovviamente un po' lo fanno perché nel momento in cui ti arrendi hai una gran paura. Non lo sai mica se tu alzi le mani e quell'altro ti spara nella pancia. A Caporetto è successo poco. Nella Prima Guerra Mondiale ogni tanto succedeva. Da tutte le parti, anche noi ammazzavamo i prigionieri, ci sono parecchie testimonianze. A Caporetto succede poco, è talmente grande la vittoria, talmente fulmineo il collasso, gli italiani si arrendono così in massa che il nemico non si preoccupa granché, li prende prigionieri molto bonariamente. In realtà molto spesso i nostri vengono fatti prigionieri e i tedeschi gli dicono andate in là e poi li lasciano andare. Si dimenticano anche di disarmarli certe volte. C'è gente che si porta dietro il fucile in prigionia per giorni prima che glielo tolgano. Dopodiché, nel momento in cui ti arrendi, questo non lo sai ancora, e quindi magari gridi viva la Germania o anche viva l'Austria sventolando il fazzoletto. Ma ci sono troppe testimonianze del fatto che quando i nostri fatti prigionieri si accorgono che quelli che li hanno presi non sono austriaci, ma tedeschi, allora c'è il momento di entusiasmo. Perché gli italiani hanno imparato a scuola a odiare l'Austria, ma non la Germania. Anzi, la Germania era il paese ammirato, modello, nostro alleato fino al 14. Era il paese che mandava in Italia imprenditori, industriali, faceva grandi investimenti, ingegneri. Era il paese in cui già allora è incredibile la quantità di soldati italiani che erano stati a lavorare in Germania. I tedeschi stessi rimangono sbalorditi quando vedono che fra questa marea di prigionieri che fanno è facilissimo trovarne qualcuno che sa il tedesco. E tutti questi dicono, vedi i tedeschi sì che sono progrediti. La Germania non è l'Italia. Poi se questi discorsi li fa un ufficiale non prigioniero, ma ancora un ufficiale in servizio, ci sono casi. C'è più di un caso di un giovane ufficiale che a tavola, a mensa, con i colleghi, dice ma la Germania noi non la batteremo mai. La Germania è un paese progredito, non come noi. E poi i colleghi, ognuno per conto suo, vanno tutti a denunciare il giovanotto che ha fatto questi discorsi, perché hanno paura, e il giovanotto è un sottotenente degli Alpini, in questo caso specifico che mi ricordo, viene arrestato, giudicato per alto tradimento e fucilato. I prigionieri invece ormai non li fucila più nessuno e quindi possono gridare viva la Germania. E cos'altro si dice durante la ritirata? Ecco, finiamo con questa ritirata apocalittica, ma anche un momento di sogno, non solo di incubo. Ecco, pensate alla ritirata di questo esercito che per alcune settimane ripiega, incalzato dal nemico, ma la grande maggioranza dei soldati il nemico non lo vedono, si marcia verso occidente. Verso cosa? Verso casa, pensano molti. La guerra è finita. Con una batosta simile, figurati se ci riprendiamo. Moltissimi, l'ho detto, hanno buttato il fucile, moltissimi si sono strappati le stellette. È una ritirata abbastanza pacifica. Ci sono generali e ministri che dicono mi sono trovato in mezzo a questa marea di sbandati. Se avessero voluto mi facevano la pelle. Invece no, erano tranquilli. Sembravano quasi gente in festa. Molte testimonianze ritornano su queste immagini. Sembrava gente che torna da una festa campestre o da uno sciopero. Gli agrari hanno l'idea dello sciopero. Cos'è lo sciopero? I braccianti che invece di scioperare in campagna fanno un picnic, festeggiano. Quel giorno non si lavora. Questa è l'immagine che viene in mente a molti.
Si torna dunque a casa. Da un lato è un'apocalisse, perché si passa in mezzo a un paese che sta bruciando, si dà fuoco a tutto, sono gli ordini superiori, bruciare tutto, non lasciare niente. Si bruciano i magazzini, si bruciano le stazioni, con i treni dentro, tutto quello che può bruciare brucia. Si cammina per settimane, giorno e notte, in mezzo agli incendi. E in questa apocalisse ci sono morti in giro, naturalmente, non importa niente a nessuno, avvengono dei delitti, ci sono stupri, ci sono violenze, non moltissimi, ma ce ne sono un certo numero. Ed è un'apocalisse anche perché non sai mai se al prossimo incrocio trovi un ufficiale impazzito con un drappello di carabinieri che prende il primo sbandato senza fucile e per dare l'esempio lo fa fucilare. Queste cose succedono continuamente. Ed è un incubo perché con questo esercito ci sono i civili, le donne, i bambini, ripeto, ci sono tanti casi in cui si vede una donna con il bambino al seno, il poppante, e poi dopo un po' ci si accorge che è morto. E ci sono gli animali. È un esercito che si trasporta con decine di migliaia di cavalli e di muli. E questi cavalli e questi muli non c'è niente da mangiare per loro e ingombrano. La ritirata avviene su strade paurosamente intasate. Si va ai ponti del tagliamento che sono pochi. Si creano ingorghi terrificanti e allora si molla tutto. Le carrette si rovesciano nel fosso per lasciar passare la gente a piedi. Non importa cosa c'è sopra. In genere le scartoffie del reggimento, i bagagli degli ufficiali. Non importa, tutto nel fosso. La carretta e il cavallo aggiogato. Nessuno perde tempo a liberare il cavallo. Lo si precipita giù nel fosso ancora aggiogato e lo si lascia crepare lì. E perciò si marcia per giorni e giorni in mezzo a innumerevoli carogne di cavalli e di muli e ad altri cavalli e muli che stanno morendo di fame, morendo affogati nei fossi e nessuno se ne preoccupa minimamente. E però questa apocalisse è anche una specie di cuccagna, perché c'è un'altra cosa. Non solo la guerra è finita, e questo rende molto allegri tutti, ma si mangia perché si prende quel che si vuole. Prima si comincia a saccheggiare i magazzini, è stato dato l'ordine, distruggere tutto, sfondare le botti, portare via tutto. E i soldati scoprono che loro in trincea mangiavano male, ma dietro, siccome siamo un paese previdente, la burocrazia aveva ammassato immensi magazzini, strapieni di scatolette, di formaggio, di tonno, di scatolette americane di carne in scatole di salmone, e fiaschi di vino, e barili di liquore. E i soldati entrano. E nessuno fa comanda, si fa quel che si vuole, si prende, ci si ingozza, si riempie lo zaino. E poi dopo un po' si comincia a entrare anche nelle botteghe. Tanto i civili se ne sono andati e se non se ne sono andati non importa, si entra lo stesso, si sfonda e si prende. Si saccheggiano gli alimentari, le salumerie, ma poi anche gli orefici e i negozi di abbigliamento, si portano via le scarpe, i vestiti, ci si traveste, c'è gente che ruba abiti da donna e se li mette addosso. C'è gente che si porta via l'orologio che ha trovato in una casa o in un negozio. Anche lì ogni tanto trovi un drappello di carabinieri che ti fa vuotare le tasche e se in tasca hai roba rubata ti fucilano. Ma succede troppo di rado per impedire che il fenomeno continui a dilagare a livello di massa, 1 milione di uomini, pensate. Ecco. Dunque un'apocalisse è un carnevale, una cuccagna al tempo stesso. E in questa ritirata ogni tanto qualcuno coglie una frase che a leggerla adesso uno dice, ecco vedi, proprio l'Italia. Come quell'ufficiale che racconta del tenente lombardo che scendendo giù dallo Stol, dalla montagna che avevano abbandonato e stanno scappando, e il tenente lombardo che gridava, adesso me ne vado a casa, sono stufo di battermi per i veneti. Oppure i soldati che quando i tedeschi che li hanno fatti prigionieri gli dicono scherzando, adesso noi andare a Milano, e i soldati che rispondono, ma andate a Milano, bruciate anche la galleria, cosa me ne importa? E ci sono queste esplosioni di libertarie, diciamo così, in cui per la prima volta si dice quello che si pensa. Per esempio i cappellani militari si accorgono all'improvviso che i soldati li odiano, che li trovano dei raccomandati, ben protetti, ben pasciuti, che vengono a fare discorsetti melensi. Molti cappellani in quei giorni scrivono terrorizzati e sconvolti, ma i soldati ci odiano, ci vorrebbero vedere morti, ci vedono come i servi dei padroni. E, come dire, in questa anarchia generalizzata le truppe e i profughi arrivano al Piave. E poi passato il Piave
succede una specie di miracolo. È come se si svegliassero. Si svegliano dall'incubo e anche dal sogno, capiscono che la guerra non è finita e allora in queste masse di contadini in divisa prevale l'istinto antico, ubbidire ai padroni. E si rimettono in riga, si fanno ridare il fucile e ricominciano a combattere. Anche perché gli ufficiali gli dicono: ma le sentite le donne che urlano dall'altra parte del Piave? E loro un po' le sentono, un po' se le immaginano, ma comunque è vero, un esercito nemico che invade il paese vuol dire anche questo. E allora sul Piave di colpo cambia. Quell'esercito che alla vigilia di Caporetto era sul punto di spezzarsi e in effetti in quel settore si è spezzato, è andato in pezzi, dopo qualche settimana si trasforma in un'altra cosa, di nuovo un esercito capace di combattere. Salvo che però appunto rimangono delle ferite. E secondo me, e qui davvero chiudo, la ferita, una è la sfiducia generalizzata, la sfiducia della truppa verso la classe dirigente. Ecco, un'altra cosa che si sente dire spesso durante la ritirata, quando i soldati incontrano un ufficiale, il grido è finita la camorra! E cioè voi ufficiali, appunto, ben trattati e ben pasciuti a spese nostre. Ma la cosa che secondo me è più inquietante è la sensazione che si consolida invece nella classe dirigente militare che il popolo italiano ha bisogno del bastone per essere tenuto a freno e che anche la classe politica fa schifo, non è capace di dare all'Italia quel governo forte di cui avrebbe bisogno. Abbiamo visto Ottone Rosai che parla già prima di Caporetto dell'olio di ricino e del bastone. A me ha colpito molto una lettera di un prigioniero di guerra che si trovava a Mauthausen, catturato prima di Caporetto. Quando arrivano nei lager i prigionieri di Caporetto, vengono accolti malissimo dai compagni, perché si è già diffusa anche nei lager la voce secondo cui a Caporetto i nostri si sono arresi senza combattere, sono scappati. Perciò quando arrivano i vecchi prigionieri gli dicono: ah, voi sareste i vigliacchi della seconda armata. E a me ha colpito molto una lettera di un prigioniero piena di insulti contro questa maledettissima seconda armata che ha abbandonato le armi. Bisogna vedere con quale spudoratezza si erano presentati qui i primi giorni. Vi abbiamo portato la pace, dicevano. Speriamo che i tedeschi arrivino a Milano e anche a Roma. Adesso sono pentiti. È sempre questo prigioniero che era già nel lager, no? Prima di che... Sacramento se sono pentiti e si mangiano le dita. È doloroso, ma purtroppo noi siamo un popolo che abbiamo bisogno di 50 anni di bastone. Ecco, queste cose qui saranno momentaneamente tacitate dalla botta d'orgoglio della vittoria del solstizio e poi dall'orgoglio eccessivo, gonfiato, presuntuoso della vittoria di Vittorio Veneto, però quegli umori rimangono nel paese. L'Italia ha bisogno del bastone e insomma, come sapete, poi quello che è successo dopo si collega bene con queste premesse. Grazie.